È una giornata grigia a Belluno, riflesso degli animi sconvolti tra le file del personale dell'ULSS 1 Dolomiti che oggi si stringe al primario del SUEM Cristina Barbarino nel piangere la scomparsa del figlio Marco degli Uomini, 18 anni, mancato nella mattinata di ieri a causa delle gravi lesioni riportate in seguito a una brutta caduta sugli sci. Non ci doveva neanche correre Marco su quella pista dello Zoncolan nelle Alpi Carniche. Fino all'ultimo si è sperato con il monitoraggio minuto per minuto delle condizioni del ragazzo fino al tragico epilogo. Una tragedia che ha colpito, va bene, la dottoressa Barbarino e i suoi cari, ma che ha colpito molto tutta l'azienda sanitaria e in particolare il servizio di urgenza ed emergenza in cui appunto la dottoressa lavora come primario. Momento molto delicato, siamo tutti molto provati di quello che è successo e ci siamo stretti attorno alla dottoressa, seguendo momento per momento l'evoluzione della situazione clinica, fino purtroppo alla conclusione che nessuno sperava avvenisse in questo modo. E sulle lamine ci sapeva correre come Marco. Proprio oggi avrebbe dovuto iniziare il corso maestri di sci dopo aver già portato a casa gli esami di preselezione. Una passione, quella per la montagna e gli sport invernali, che condivideva con la madre e nella quale era convinto di costruire il proprio futuro. Un ragazzo solare e disponibile, oltre che brillante in ciò che faceva, il ricordo di chi l'ha conosciuto. Io l'ho incrociato, insomma, no, nel 2023 quando abbiamo affidato alla dottoressa Barbarino l'unità semplice dell'elisoccorso e lei è venuta appunto con il figlio, un ragazzo splendido, bello, e l'ho incrociato, l'ho conosciuto in quell'occasione, insomma, ecco. E mi è rimasto sempre molto, sono sempre molto colpito da questa figura di questo ragazzo e naturalmente sono veramente, sì, come dire, no, dispiaciuto di più di quello che è successo.